20 secondi dopo le 7, mercoledì 23 marzo, buongiorno a voi, buongiorno Marta. Buongiorno a tutti, buongiorno. Pronti a iniziare una nuova giornata con news, meteo, c'è già Virgilio che incombe, le situazioni stanno peggiorando, così dice per le previsioni, ma poi ci dirà meglio, ma gli abbiamo già bucato le gomme comunque, Esatto, abbiamo già Pasquetta, provveduto. rotte le uova. Abbiamo già provveduto e poi come sempre l'ospite di oggi. Che è Raffaele Padrone, vice segretario nazionale e segretario regionale dell'UGL Polizia, con cui parleremo di sicurezza, che direi che sì, purtroppo. Oggi, purtroppo è un tema d'attualità. Buongiorno, eccoci rientrati in studio. Oggi rassegna stampa in pratica monopolizzata dai fatti di Bruxelles e non particolarmente spumeggiante, ma questo purtroppo è la realtà. Partiamo subito con il Corriere della Sera, quindi andiamo sul Nazionale, che naturalmente dedica la copertina ai tragici fatti di Bruxelles. Corriere della Sera che oggi mette come nel logo sotto la testata la bandiera francese in omaggio appunto alle vittime. Copertina con questa foto che insomma è abbastanza molto drammatica direi e che esprime pienamente lo sgomento e lo sconcerto per quanto accaduto. Andiamo al titolo: Europa sotto attacco, schietto e netto la posizione anche del Corriere. Bruxelles, kamikaze all'aeroporto e bombe nel metro, 31 vittime, molte feriti, l'ISIS rivendica siamo stati noi, città paralizzata per ore, gli 007 purtroppo dicono avremo altri attentati. Rieccoci, bentrovati alle 7.37, il buongiorno al nostro ospite di oggi che è Raffaele buongiorno Padrone, Buongiorno. vice segretario nazionale e segretario regionale dell'UGL Polizia. Diciamo prima con Marta affronteremo il tema sicurezza che mai come oggi insomma è di grande attualità, anche se qui insomma oggi abbiamo parlato di grandi temi a livello globale. Purtroppo a lei solo interessa anche, credo, molto concentrarsi su quelle che sono le difficoltà poi e i problemi che affrontate ogni giorno proprio sul territorio, un primo quadro della situazione. Dicevo adesso, presentandomi, ascoltando la sua presentazione, purtroppo solo oggi, no? Io dal 91 che faccio attività sindacale e ho sempre urlato, io non faccio le diete per farmi sentire, uso la stampa, uso quello che comunque è consentito a noi appartenenti alla Polizia di Stato come segretari. E ho sempre urlato queste cose, cioè ho sempre detto che in Italia qualsiasi Parlamento si sia seguito negli anni ha tralasciato un po' questo progetto sicurezza, questa sicurezza, e ha sempre pensato che la sicurezza fondamentalmente era un costo e sia un costo. Ma dettagliamo un po' la questione, cioè quindi c'è tutta una cosa che in questi anni è andata scemando, cioè oggi si parla di sicurezza solo perché ci sono stati gli attentati, perché alcune vittime sono rimaste lì, persone che dall'aeroporto non andranno più nelle loro case, c'è lutti a cui io chiaramente devo associare questo cordoglio nazionale, però voglio dire, solo adesso, solo durante le elezioni politiche ci si ricorda che esiste la sicurezza, e questa è la problematica, e quindi personale che manca. Oggi in Italia solo nella Polizia di Stato mancano 22.000 unità, del ruolo poi agenti assistenti, quelli che poi vanno nelle strade, i giovani. Oggi la Polizia di Stato sul ha... numero, dimmi, scusi, per capire in percentuale poi quanto quando mi sono arruolato io negli anni '80 c'erano circa 150.000 poliziotti e tanti carabinieri e tanti guardie di finanza. 22.000, voi in questi ultimi 10 anni, 22.000 poliziotti e altri tanti carabinieri, e quindi tutto quello che segue, l'attività, i mezzi, l'invecchiamento, perché come ho sempre detto, un turnover che manca, lotte sindacali per ottenere almeno che il 50% dei poliziotti che vanno in pensione devono essere ripristinati con l'altro 50%. Cioè, no, è assurdo, no? È come che se in ospedale un medico
E così comunque anche nelle scuole, io dico sempre le 3S, no? Sanità, scuole, sicurezza, vanno a braccio, non gliene frega niente a nessuno finché non succede qualcosa. Questo è il vero problema. Però io ho anche l'impressione che molto spesso sì, in occasioni come queste, l'attentato di Bruxelles, eccetera, il tema sicurezza riemerga, se ne parli nuovamente, però se lei mi dice che nel corso degli anni sono quasi praticamente dimezzate le unità, eccetera, se ne parla e basta. Ce ne parla e basta. Io dicevo, Anche voglio guardi, dire, ci sono dei periodi in cui non si parla e poi... Io non incolpo questo governo. Io incolpo tutti i governi Sì, da non è qua una al 90, cioè da qua, anzi dall'80, lei deve pensare che dall'87 che non ci sono concorsi diretti per entrare in polizia. Poi ci siamo dovuti inventare, si sono dovuti inventare, di prendere gente che ha già fatto il servizio Ecco, i poliziotti militare, di oggi da dove vengono? Quindi provengono tutte dall'esercito. dall'esercito. Quindi già persone che hanno una certa età. Cioè noi in Friuli Venezia Giulia alziamo l'asticella a 49 anni di età media. Questo cosa significa? Significa Anche a fronte... che basta che voi guardiate gli spot che passano, guardate adesso in questi giorni quando passano gli spot degli attentati o quelli che sono successi in Francia, quindi guardate la polizia che è lì, guardate gli uomini in divisa come sono, guardateli, ma avranno 30 anni, 35, Sì, hanno 40, delle forze. cioè guardate i nostri. Guardate quando succede un episodio che i carabinieri intervengono nel paesetto, guardate chi è che va, guardate le condizioni, guardate le loro divise, guardate le nostre. Sì, lei per esempio lo mostrarci una foto, poi non riusciamo a farla vedere Mi dispiace. per esempio sui mezzi. in Poi particolare, magari sa cosa confronto succede? con Che la ci polizia tedesca. sono le fiere dove dobbiamo mettere una macchina. E si Bella, mette la quella di Lamborghini. rappresentanza. Quello che le volevo chiedere però, perché dicevo la prima... polizia c'ha la Lamborghini Che non e la io userà mai, presumo. ho visto a Roma il giubileo flop, poi se Sì. ne vogliamo parlare parleremo anche di questo flop. Allora ho visto macchine caricate in piazza Venezia, macchine caricate su i carri attrezzi perché la batteria non andava più, perché il collega magari in polizia ancora in Italia, nelle forze dell'ordine, c'è ancora, io lo chiamo il volontariato, c'è il collega che sta là, il collega che ci mette lui i soldi, il collega che si va a comprare lui il cinturone perché insomma andare via con la camicia un po' rovinata. Allora, qua non è questione di dire ma siete veramente messi così, ci sono allora, i magazzini sono chiusi, quindi l'abbigliamento non può essere dato e quindi c'è l'usura e quindi qualcuno poi esce con argomenti ma i giubbotti non è che siano tutti scaduti, sono stati hanno prolungato la loro abilità, quindi nonostante questo però la polizia allora, mi pare che... ma noi abbiamo un forte intelligence. Allora, si parla in questi giorni di queste cellule impazzite. L'Italia, grazie a Dio... La differenza tra la sicurezza ad alto livello e la sicurezza poi quotidiana, anche se perché noi abbiamo ci toccano entrambe, ma... Esatto, noi abbiamo, noi in Italia abbiamo, orgoglioso di appartenere alla Polizia di Stato, fiero di appartenere alle Forze dell'Ordine, noi in Italia abbiamo un grosso intelligence, che anche perché usciamo un po' dai paesi Francia e Belgio, noi sappiamo insomma che queste cellule sono più, partono da questi due paesi, l'Italia ancora nella loro integrazione, perché non è detto che tutti quelli che stanno arrivando, no, sono tutti terroristi, però nella loro integrazione in questi anni hanno fallito chiaramente esatto, e in questi anni comunque noi non abbiamo un rapporto di quanti sono entrati per dire che sono terroristi, no? Non possiamo dire assolutamente, anzi lontano da me pensare una cosa del genere. Certo che queste cose possono influire perché facilitare, no? Possono facilitare il loro ingresso. Allora però stavo dicendo, in Italia abbiamo questo forte intelligence che ci permette, tant'è che siamo stati noi a dire alla Francia guardate che potrebbe succedere qualcosa. Come oggi gli Stati Uniti vietano o consigliano ai loro cittadini di non venire in Europa. È ovvio, questi vogliono far saltare l'Europa, dove vanno? In Francia o soprattutto in Belgio, dove ci sono tutti i centri istituzionali dell'Europa. Sì.
È chiaro che se volessero colpire in qualsiasi momento un altro paese, e vedi l'Italia, chiaramente non andrebbero nel negozio di scarpe, no? Andrebbero chiaramente al santuario, andrebbero in metropolitana. A me mi fa, certo, ma è quello che vuole il terrorista, quello che vuole il terrorista uguale terrore, uguale paura. Quindi cosa significa? Significa che queste persone vogliono mettere paura e ci sono riusciti, perché se, ripeto, e mi aggancio al discorso di prima, se lei va a Roma al Giubileo non c'è nessuno. Perché diceva fallimento? Perché non c'è nessuno, gli alberghi sono vuoti. Sa quando sono stati pieni gli alberghi? Gli alberghi a Roma sono stati pieni quando è arrivata la salma di Padre Pio, che non ci si poteva, a Roma non poteva camminare, le metropolitane erano stracolme. Io ero presente, ero in metropolitane nel momento in cui hanno dato l'allarme perché c'era una bomba in una stazione una linea romana e ci hanno bloccato e ci hanno fatto scendere, siamo andati a piedi. Ok, però voglio dire... Ma non c'è nessuno per la paura? Esatto, lei, per la paura. Sì. Lei non lasci perdere che in questo momento i prezzi, facciamo anche tagliamo un attimino l'argomento, i prezzi sono alti, però non c'è gente per la paura. Perché sono riusciti a trasmettere questa cosa. Lei può mettere lì, i poliziotti ci sono, i militari ci sono, lei può mettere gli agenti, i poliziotti, i militari ci sono, quelli che vuole, per far saltare, basta andare su internet, comprarsi 4 cose, con 100 e passa euro lei si costruisce una bomba, va lì in metropolitana e si fa saltare. Quindi, risolto il problema, no? Abbiamo risolto il problema, quindi... Siamo comunque in una situazione di... Ma è ovvio. Di impossibilità. Siamo impossibilitati. È come un po' nelle città, al di là voglio dire, al di là del fatto che ci siano le forze e che abbiano magari la divisa se noi vecchia, dobbiamo mettere l'uomo, attenzione, se noi dobbiamo mettere l'uomo per combattere il terrorismo, nel suo vero e proprio parola, possiamo mettere chi vogliamo. Noi dobbiamo mettere i militari, dobbiamo mettere le forze dell'ordine, ok? Coadiuvati, insieme, aiutati in questo caso perché non ne abbiamo più di uomini, anche dai militari, ma nelle nostre città, per la sicurezza, appunto, per i furti, per le rapine. Toglie qualche cosa l'area terrorismo, ha qualche risorsa di quelli che sono appunto i problemi più comuni. Ma è il problema che se mi parla di risorse le dico che non si sta investendo in sicurezza. Furti, per esempio, ma non si sta investendo in questo. E c'è anche perché c'è uno spreco totale di uomini. Adesso faccio l'esempio, noi parliamo del locale. A noi interessa furti, rapine, ok? Con una criminalità anche locale sempre più evoluta, sempre più aggressiva. Perché chiaramente più aggressiva. Vede ieri a Pordenone violenza sessuale a Pordenone da parte di chi? Da parte di un profugo, lo chiamiamo così, che era lì ricoverato a spese nostre. Ok, quindi noi stiamo impoverendo le nostre città per mandare a Roma, sì, ok, poi non passiamo questo messaggio, al di là che fosse profugo o meno, ci sono delle problematiche insomma, che possono arrivare da chiunque. Cronaca è cronaca. È cronaca, però voglio dire, se lei guarda la statistica dei reati commessi da chi e da come, noterà quanti sono i reati commessi da stranieri, vogliamo parlare di stranieri, e da quanti dei italiani. Ok, sono finite le bande maniero. Io lo posso dire perché esatto, non ne abbiamo. Benissimo, lei comunque, a parte che se lei guarda le statistiche del Ministero, i reati sono diminuiti, giusto? A me mi pare che le rapine le facciano lo stesso, i furti le facciano lo stesso. Ma forse hanno più eco mediatica. Le statistiche non funzionano. Le statistiche non funzionano. Le statistiche sono dei numeri, è come... ogni giorno la cronaca bombarda con notizie di cronaca di questo tipo, magari hanno appunto un'eco mediatica maggiore, un risalto maggiore, poi... loro certamente... anche dal punto di vista giornalistico ci tirano le orecchie. Io le dico questo. Nonostante ci siano comunque carte che ci imporrebbero insomma,
sapere Esatto, poi chi di commette il reato trattare, come esatto, persona, al di là poi di dettagliare della la nazionalità, provenienza. eccetera. Beh, tanto sì. anche se commette reato non è che va in carcere oggi, quindi Vabbè, insomma, se lei... quello poi è un altro discorso, si direbbe Noi un altro potremmo fare capitolo. una trasmissione di 7 ore. Certo, il discorso è che la comunicazione è importante, insomma, molto spesso si ha sottolinea bisogno di solo correttezza, quando esatto. È brava, Sì. si la sottolinea. provenienza e si dà appunto anche un'impressione a volte può essere sbagliata. Comunque in Friuli, per chiudere, Udine, restiamo anche alle nostre città. Questo, Come si noi sta? stiamo in... La gente... allora, le dicevo prima e risommo praticamente quello che ho detto prima. Abbiamo una perdita di personale perché già siamo pochi, Udine come Pordenone, come Trieste, come Gorizia, ok? Allora abbiamo tutti i servizi istituzionali che devono essere mantenuti, voglio dire dalla partita di calcio alla processione, Certo. quindi voglio dire. Mancano uomini perché vanno in pensione un sterminio di persone, non vengono arruolati. Adesso con delle lotte sindacali, le ho detto, siamo arrivati ad avere il 50% entro il 2016, il 50% dell'aliquota che va in pensione di personale viene recuperato, sostituito, ma ancora concorsi in atto non ne vedo, quindi anche questa è tutta una teoria. In più il personale che c'è, oltre ai servizi propri, deve andare a sostituire, a aiutare i campi di accoglienza a Taranto, nuovi, in Sicilia, sbarchi, TAV, poi cosa E tutte c'è? le problematiche Giubileo, e tutti gli eventi. e quindi che già ne ho avvengono. pochi a Pordenone, a Udine, a Gorizia. Sempre di più vengono risucchiati, insomma c'è una cioè, problematica maggiore. fate voi, Noi siamo in chiusura, ho due curiosità da chiederle. Prego. Cosa fa alle 7 di mattina di solito? Comincio a scrivere È già bello articoli. carico, Sì, perché abbiamo agguerrito. si figuri alle 2 del pomeriggio, sono stanco. Però mi dedico un Non po'. ci crediamo. Guardi, invece, non ci crediamo. No. Guardi, invece di fare le diete. Lei è un ciclista. Sì, sono un ciclista e quindi piuttosto di mettermi a fare le proteste così, le faccio qua. Speriamo che qualcuno mi ascolti. Ma Perché... ha un Sicuramente. fans club, ho visto, è vero? Sì, sono seguito su Facebook, avete la mia No, pagina, ero chiedetemi curiosità, così ho l'amicizia. visto. Va bene. Chi vuole? Raffaele Padrone. Sì, appunto. fan Raffaele Padrone o Bene. Raffaele Padrone. Esatto. Fantastico. La ringraziamo. Grazie a per voi. essere stata con Grazie per aver noi e accettato buona il nostro giornata. Purtroppo il tempo è quello che è. tiranno, sì. Auguri di buona Pasqua a tutti, va? Grazie. Andiamo grazie, avanti così, grazie. con Noi le ve li speranze. faremo, abbiamo ancora una parte assieme, ci ritroviamo dopo la pubblicità.